Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo di oggi, giovedì 8 giugno. Uno scontro si è verificato mercoledì pomeriggio intorno alle 17 nell'area del mercato ittico. Un'auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche. Purtroppo l'uomo alla guida della moto ha perso una falange che è stata proprio strappata nell'urto con l'auto. A parte il pezzettino sulla parte di unghia del mignolo del 71enne, non avrebbe avuto per fortuna altri traumi. Anche se le circostanze non sono note, è intervenuta poi la polizia locale per la dinamica. È fondamentale prestare attenzione durante l'ingresso e l'uscita dal mercato ittico, proprio di fronte alla sala aste. Se non si presta alla giusta cautela, gli incidenti possono avere conseguenze importanti. Purtroppo situazioni di velocità eccessiva sono all'ordine del giorno in tutto il territorio comunale. Nelle piste ciclabili, ma anche nelle strade, le biciclette elettriche truccate sfrecciano a oltre 50 km/h. Il fenomeno delle bici elettriche truccate sembra essere totalmente ignorato dalle forze dell'ordine. Borgo San Giovanni, solo per citare una delle strade più a rischio, molto spesso gli automobilisti superano ampiamente il limite consentito di 30 km/h. In alcuni casi alcuni raggiungono velocità di 60, 70, addirittura 80 km. 2 anni fa circolava un'informazione proveniente da ambienti sanitari. A Chioggia i traumi per gli incidenti di bici e moto erano superiori alla città di Genova, che conta 1 milione di abitanti. Al momento non ci sono conferme ufficiali su questi dati, ma non stupirebbero se fossero reali. Molti chiedono l'installazione di dossi e telecamere per contrastare tale pericoloso comportamento, ma se c'è la quasi certezza di non essere sanzionati. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Sabato 10 giugno si svolgeranno prove generali di evacuazione per una 60ina di residenti di Cabianca, frazione di Chioggia. L'azione fa parte di un programma di esercitazione della Protezione Civile. L'obiettivo è verificare i sistemi di allertamento della popolazione in caso di un evento prevedibile, testare le comunicazioni e simulare lo sfollamento. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelau, ha sottolineato l'importanza di questa esercitazione alla luce degli eventi accaduti recentemente in Emilia-Romagna. Sarà anche un'opportunità per testare la capacità operativa del Servizio Comunale di Protezione Civile e del volontariato, utilizzando le attrezzature a disposizione. Si ringraziano quindi i volontari per il loro impegno e senso civico. Si tratta di una simulazione di allerta piena che seguirà tutti i passaggi necessari in caso di emergenza. Il Comune riceverà l'avviso di allerta l'8 giugno e trasmetterà l'allerta ai cittadini il 10 giugno, attivando contemporaneamente il centro operativo comunale. Saranno effettuati monitoraggi dei corsi d'acqua e verranno dati avvisi tramite gli altoparlanti posizionati sulle vetture. L'allestimento dell'area di attesa avverrà il 10 giugno e i cittadini saranno registrati dagli operatori presenti. Al termine dell'esercitazione ognuno potrà tornare alle proprie case. Questa simulazione è parte di una serie di esercitazioni che coinvolgeranno anche altre località del distretto a ottobre, tra cui Cavarzere e Cona.
Per un motivo o per l'altro i cittadini si rivolgono al sindaco Armelao ponendogli le proprie problematiche, sperando che alle stesse ci possa essere una veloce soluzione. Questa volta chi si appella lo fa da Calle Forno San Giacomo, la prima parallela verso nord alla stradale San Giacomo. I residenti in particolar modo si lamentano della pericolosità di questa calle, soprattutto in questa stagione in cui sono molte le bici e le moto che qui si dirottano il giovedì mattina quando la stradale è chiusa al traffico, sfrecciando a tutto gas senza rispetto delle regole. I controlli da parte dei nonni vigili non sembrano essere sufficienti e si teme che con questo andazzo prima o poi possa capitare qualche incidente. Chi ci ha interpellato ha provato a contattare la polizia locale, ma gli è stato suggerito proprio di rivolgersi al primo cittadino, il cui claim, il sindaco tra la gente, fa sì che i cittadini non abbiano remore a mettersi in contatto per esporre le proprie istanze. È stato proposto di chiudere anche questa calle al traffico con una transenna, ma non si farebbe altro che spostare il problema alla calle successiva. Problema che non consiste solo nella mancanza di stalli per i parcheggi o di strade alternative, ma sembra anche nella mancanza di educazione stradale e civile. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Parenzo incontra Chioggia e la tocca in centro alla sua storia. L'arte orologiaia, ovvero andando a riscoprire l'orologio più antico del mondo, il tutto in seno al progetto dedicato all'orologeria antica da ambo i lati dell'Adriatico e nei rispettivi entroterra del Veneto e del Friuli, che la comunità degli italiani di Parenzo coordina da oltre un lustro, con l'appoggio delle istituzioni e con il sostegno della Regione Veneto. Il legame tra Chioggia e Parenzo si sta solidificando grazie alle varie iniziative che coinvolgono le due città adriatiche. Non è da molto che la comunità di Parenzo ha presentato un volume in cui si parla degli orologi antichi, che include Istria e Veneto, inserendo in questa descrizione anche il più antico orologio da torre ancora funzionante, proprio quello della Torre di Sant'Andrea. Per descrivere gli intenti degli studi che hanno portato alla stesura del volume, prima si è tenuto un incontro a Parenzo e poi uno successivo a Chioggia. L'incontro che si è tenuto nella nostra città è stato molto rappresentativo ed importante. Gli studiosi che sono intervenuti si sono prodigati nel raccontare l'accoglienza che è stata loro riservata da parte della città e dell'amministrazione. L'incontro si è tenuto alla presenza dell'assessore alla cultura Elena Zennaro e a parlare del nostro orologio sia in questa occasione che nella precedente a Parenzo il dottor Angelo Frascati, intenditore studioso dell'orologio che fu realizzato forse dal Dondio, forse no. Sul canale YouTube di Chioggia Azzurra lo spezzone video in cui la televisione croata parla dell'incontro che si è tenuto nella nostra città. Allora, siamo alla Camera, Pescheria Camera qua ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari il pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha adottato il disegno di legge del ministro Roberto Calderoli sull'autonomia, segnando così un ulteriore passo avanti per la Regione Veneto verso questo obiettivo. Il disegno di legge è in linea con le promesse del governo, afferma l'eurodeputata Rosanna Conte, e il merito va attribuito non solo al ministro ma anche al presidente Luca Zaia, che sta dedicando tutti i suoi sforzi per raggiungere finalmente questo obiettivo. In Italia le resistenze a questa importante riforma sono ridotte a piccole isolate sacche, come quella rappresentata dalla CGIL. La raccolta firme promossa da questa organizzazione è un tentativo retrogrado di bloccare la più grande riforma dell'Italia, destinato a fallire poiché va contro gli interessi non solo del Veneto ma dell'intero paese. Sagra di Valli, fino al 12 giugno. Ogni sera vengono serviti 40 kg di tagliatelle, 40 kg di gnocchi, 130 kg di costine, una sessantina di polli e altrettante salsicce, consumato un bancale di legna per le braci. Chiuso martedì 6 giugno.
c'è un bel giornale online in lingua italiana, istriano, La Voce del Popolo, che ieri ha riportato un articolo in cui fa l'elenco dei vantaggi e dei benefici che il paese, la Croazia, ha ottenuto con l'introduzione dell'euro dal 1 gennaio 2023. Oggi siamo, se non sbaglio, il 7 giugno, quindi ci sono stati già 5 mesi e in quell'articolo elenca tutta una serie di vantaggi che hanno avuto. Il fatto appunto che la moneta che si è rafforzata, è diventata euro, non è più mi pare che si chiamasse kuna la moneta croata. Poi il fatto che c'è stato il problema che c'è tuttora della guerra in Croazia, quindi l'aumento dell'inflazione, con quella diciamo sono riusciti tra virgolette a diminuire l'impatto, e poi soprattutto i tassi di interessi sono diminuiti rispetto a quelli che avevano prima con l'introduzione dell'euro. Ecco, quindi praticamente le aziende che prima per finanziarsi dovevano andare in banca e avevano un tasso di interesse maggiore rispetto ad altre aziende europee che andavano in banca e si finanziavano in euro, e quindi questo è fra l'elenco dei vantaggi che hanno avuto con l'euro. Ricordo che all'inizio dell'anno la Croazia è riuscita a parare certi problemi che invece abbiamo avuto in Italia, perché nel momento di introduzione con l'euro alcuni beni, il caffè, i giornali, hanno praticamente quasi raddoppiato il prezzo in pratica, perché c'è stato il famoso arrotondamento. Invece la Croazia, da quello che abbiamo letto nei mesi scorsi, Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 8 giugno, è la farmacia Star Pharma in via Madonna Marina Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, che ha cominciato a raccogliere le prenotazioni per i libri per le vacanze e per i testi scolastici. Vi aspettiamo, ciao a tutti.